Sono qui per guidarvi un po' in quella che è stata la mostra e la scelta di questa esposizione e per condividere con voi alcune delle linee di Carla che senza dubbio appartengono un po' a tutti. Intanto è una giornata di grande valore umano con cui Carla si presenta alla sua città di Galliera per essere vicina all'associazione Famiglie Sindrome di William e crea così l'idea di una mostra con asta il cui ricavato sia di aiuto ai giovani affetti da questa sindrome per una loro integrazione nella società, per dare un aiuto alla ricerca e un cammino di speranza. Quindi direi che questa è proprio l'apertura della mostra. C'è anche una coincidenza importante. Il 13 ottobre del 1822 veniva a mancare Antonio Canova e oggi a Bassano viene inaugurata Io Canova nel 200° della sua scomparsa. Non lo dico a caso perché le coincidenze hanno sempre una spiritualità e un valore unico. Poi lo scopriremo guardando e analizzando anche il modo di operare. Il grande maestro è stato ed è un riferimento importante con le sue opere. Ha fatto scuola a molti artisti ed è entrato nel cuore di quanti amano l'arte e trovano in lui la storia, i valori della vita, la bellezza, la forza del mondo classico e i sentimenti. Anche Carla, in molti di questi temi, è vicina a lui e nutre un grande apprezzamento per il maestro. Quindi diciamo che questo, prima di tutto, proprio come maestro, Carla ha trovato in Canova un riferimento importante. Oggi Carla è per noi un esempio d'artista che nella ricerca, nell'esperienza e nel suo animo si fa interprete del mito della vita. Se avete notato, la locandina porta questo titolo e non è una cosa fatta a caso. Qui abbiamo iniziato il mito della vita, lo abbiamo iniziato ad agosto a giugno, quando è stata inaugurata la scultura del parco. È continuata poi con una successiva esposizione che Carla ha fatto annuale e abbiamo cercato di mettere insieme queste esperienze per far sì che il tema del mito della vita sia effettivamente un qualcosa di buon auspicio e di augurio per tutti. Lei, con il suo carattere un po' schivo, possiede in realtà una forza vitale che trasmette alle sue opere, la condivide con chi è vicino e collabora nelle sue installazioni. Se voi guardate, queste installazioni hanno tutte dei supporti particolari che assumono una direzione e un movimento. E qui è presente Mattia. Con chi l'aiuta nell'analisi dei soggetti, nella ricerca del materiale, nella collocazione, ed abbiamo presente Aldo. Con chi dal punto di vista comunicativo riesce a seguire la sua personalità e creare una documentazione chiara con precise competenze artistiche. Ed ecco che compare Edwards, quindi una scuola di famiglia molto vicina a lei, che collabora e che con grande emozione la segue e le dà la forza di andare avanti. Arriva oggi e presenta i suoi lavori in un messaggio di vita e d'amore. Nel mito dell'arte vi è una ricerca spirituale e soprattutto la sacralità delle origini del mondo, di come le creature hanno raggiunto la forma in un contesto socio-culturale o presso un uomo.